buongiorno, buongiorno e bentornati. Ci stiamo avvicinando al Natale, io me ne sono accorto anche da questo. E così, anche se sono stato assente qualche giorno in più, perché le cose capitano sempre quando ne capitano delle altre, ricordatevi, le cose, i fatti non capitano mai da soli, ma tralasciamo. Noi andiamo avanti fiduciosi nel futuro e in quello che verrà. Oggi, proprio ricordandomi le feste di Natale, scusate ma ne approfitto della vostra pazienza per godermi il caffè in vostra compagnia, ricordavo quelle vigilie fatte con tutti i parenti, eravamo una ventina addirittura. Ricordo che c'era un mio zio che era un tipo un po' come me, amante della cucina e friggeva sempre. Lui era l'addetto alle fritture, friggeva il baccalà, friggeva il pesce, lui friggeva qualsiasi cosa. Ed è un po' come questo nostro canale, no? Che è un canale fatto di ricette sicuramente non leggerissime. Eravamo l'altro anno partiti con delle ricette light e siamo finiti a fare un canale praticamente di cose finite. Non è propriamente la stessa cosa, ma insomma abbiamo bisogno di sorridere e di essere felici. Con delle cose troppo light ho paura che finiremmo con l'incupirci un pochino. Oggi vi voglio raccomandare di non buttare via niente di quello che rimane. Non a caso io qui ho del riso che è rimasto, del riso che non è stato consumato e che ho deciso di mettere in frigo. Era riso al pomodoro, potrebbe essere riso in bianco o pasta al pomodoro, qualsiasi carboidrato, pasta o riso, lo mettete in frigo e lo consumate il giorno dopo. In che modo? Ve lo faccio vedere con una ricetta sempre fritta logicamente, con delle frittelle di riso che contengono un elemento, un prodotto che darà veramente un gusto straordinario. Procuratevelo se potete, la ricotta affumicata. Andiamo con gli ingredienti di oggi. Ed ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. Innanzitutto il riso o la pasta che sono rimasti dal giorno prima, poi 2 uova, un po' di cipolla e carota per fare un soffritto, un po' di mortadella o di speck, della farina, la ricotta affumicata, dei piselli e poi un po' di olio per friggere. Ed ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. Della pasta rimasta dal giorno prima, 2 uova, una cipolla, dei piselli, un pezzo di speck, 2 acciughine, una provola affumicata, olio, peperoncino e sale. Cominciamo innanzitutto a soffriggere in un po' d'olio della cipolla e un po' di carota. Le faremo arrosolare bene e quando saranno rosolate aggiungeremo i piselli e li faremo cuocere per 5 minuti. Aggiustiamo il sale e mescoliamo. Nel frattempo noi rompiamo le uova e cominciamo a fare l'impasto. Rompiamo le uova, le cominciamo a sbattere pian pianino, aggiungiamo del sale e poi la farina, aggiungiamo un po' di sale, aggiungiamo la farina e cominciamo a mescolare. Per rendere il nostro impasto più morbido aggiungiamo un pochino di acqua fredda e mescoliamo. Nella pastella che abbiamo preparato ci aggiungiamo la ricotta rotta a pezzettini, la ricotta affumicata. La ricotta affumicata, la mortadella, ci aggiungiamo il riso che abbiamo tenuto da parte il giorno prima, oppure la pasta, mescoliamo tutto bene e alla fine aggiungiamo i piselli che abbiamo
aggiunto tutti gli ingredienti all'impasto. Ed ecco le nostre frittelle di riso con la ricotta affumicata. Vi ricordo che potete farle con il riso se vi rimane dal giorno prima, oppure con la pasta. Sostituite al riso la pasta. Vi assicuro che anche questo piatto è delizioso. Sicuramente non è tra i più leggeri, come ormai è noto nel nostro canale le cose leggere non fanno successo, ma vi assicuro, anche per non gettare il cibo, non si getta mai, mia nonna lo diceva sempre, bisogna saper riciclare, riproporre. Mi raccomando, non gettate neanche un rigatone di pasta. Questa è una ottima soluzione per non buttare via i primi che rimangono nel piatto. Vi mando un abbraccio, noi ci vediamo in questi giorni prima di Natale per una ricetta natalizia che sarà probabilmente dolce. Abbiamo bisogno di tanta dolcezza. Un abbraccio a tutti, vi auguro una settimana tranquilla, attenzione sempre, proteggetevi, vogliatevi bene, vi abbraccio, ci vediamo presto. Ciao a tutti, dal vostro amico Cesare.